Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi stiamo percorrendo la strada statale 389 in direzione alla dei Sardi, perché è proprio da questo granitico borgo che ogni anno prende avvio una tra le più suggestive tappe ufficiali del rally mondiale Italia-Sardegna, la tappa Coiluna-Loelle. Circa 16 km di emozionanti piste sterrate che si snodano tra batolite di gallura, rigogliose foreste, fascinosi laghi, spettacolari salti e granitici monumenti, simbolo della nostra florida civiltà nuragica. Andiamo avventurieri, iniziamo questo affascinante itinerario intriso di adrenalina e storia millenaria. Eccoci arrivati ad Ala dei Sardi, paese di circa 2000 abitanti, posto a 700 metri di altitudine. Ora attraversiamo il paese e ci dirigiamo verso il nostro sentiero rellistico che ci condurrà al nuraghe Loelle. Guardate, un paesino fatto di granito, del resto in Gallura il granito abbonda. Guardate che bello il campanile. Ora proseguiamo lungo la via principale. Secondo alcuni studi il nome di questo paese pare che derivi dal termine Valari, l'antica popolazione nuragica che per sfuggire alla dominazione romana si era rifugiato proprio in questa regione, la storica regione del Monte Acuto. Ala dei Sardi è un paese che si presta benissimo a chi ha un adventure bike. Ci sono svariati sentieri che conducono piste sterrate. Ricordo la mia motoavventura al complesso nuragico, bellissima, nel parco eolico. Ecco, noi adesso dobbiamo svoltare per il parco di Coiluna, è proprio da qui che inizia la nostra motoavventura. Ci stiamo addentrando quindi in questo meraviglioso parco che ricade in comune di Ala dei Sardi. Sono circa 978 ettari che confina ad est con il parco di Tepilora, bellissimo anche quello, un giorno lo visiteremo, mentre ad ovest confina con l'area demaniale di Loelle, comune di Buttusò, che invece attraverseremo perché la nostra tappa finisce proprio nel monumento granitico di Loelle, il nuraghe Loelle. Ecco avventurieri, qua la strada si fa sterrata, noi proseguiamo, che Scherder non si ferma quando finisce l'asfalto. Questa è una strada dove si intreccia l'adrenalina degli sport motoristici con le tradizioni e la storia della Sardegna. Noi proseguiamo lungo la strada principale, ma vedete ci sono varie deviazioni, c'è tanto da esplorare in questo territorio granitico di Ala dei Sardi. Vediamo un po', leggiamo un po' cosa dice questo cartello. Quartiere forestale di Coiluna. Proseguiamo più avanti, dovrebbe essere il laghetto. Eccolo qua, qui c'è il laghetto, c'è anche un piccolo
battello. Allora avventurieri, siamo arrivati a questa prima tappa di questa nuova motoavventura qui al parco di Coiluna, comune di Ala dei Sardi. Guardate, qui alle mie spalle c'è il bellissimo laghetto che poi vedremo meglio con il drone. Siamo sul sentiero tappa ufficiale del Rally Italia-Sardegna, il percorso Coiluna-Loelle. Bene avventurieri, si riparte direzione Nuraghe Loelle. Continuiamo il percorso intorno al laghetto. È il nostro sentiero tappa ufficiale del Rally Italia-Sardegna. Bellissimo, dove si respira l'adrenalina di questo evento motoristico che ogni anno si ripete su questa strada, ma anche le tradizioni e la storia di questa antica regione del Monte Acuto. Alcuni dei salti più belli del Rally Italia-Sardegna, il Crastazza Jump, che assieme a quello del Monte Lerno, il Mickey's Jump, sono fra i più spettacolari. Io lo faccio con cautela per farvi vedere la bellezza di questi luoghi. Certamente sprecciano maggiormente i piloti del rally qua. Questi chilometri li concludono in pochi minuti, praticamente con le ruote sempre per aria. E questo è un esempio tipico del Battolite di Gallura. Queste rocce dalle forme arrotondate sono bellissime. Questo è un territorio di natura granitica. Ecco avventurieri, qua siamo prossimi al Crastazza Jump. È proprio questo. Sto facendo anche la ripresa col drone, vediamo che ne esce fuori.
passando altri cross. Sono ovviamente tante altre piste che possono essere percorse. Io mi soffermo sulla principale. Il sentiero diviene più impervio e ci sono gran bei fossi. Cerchiamo di rimanere al di fuori dei canali. Arrivando all'intersezione che si ricollega al parco di Tepilora, vedete, da lì si va per la foresta di Crastazza Tepilora, appunto. Noi andiamo verso l'OL. Oggi la nostra tappa, come vedete, è l'Aquiluna l'OL, tappa ufficiale del Rally Sardegna. Un altro giorno proveremo ad andare in direzione Tepilora. Video per rettilineo. Qui le auto da rally sprecciano sui 140-150. Mancano ancora 6 km per ricollegarci alla 389. Bella curva parabolica che sicuramente affronteranno a velocità sostenuta. Ancora qualche minuto e il nostro monumento granitico ci annuncia l'arrivo a Budusò. Qui viene da sfrecciare. È un tratto veloce della tappa, bellissimo. Manca giusto 1 chilometro e siamo arrivati.
siamo arrivati al nostro monumento granitico, il Nuraghe Loelle. Ora, visto che ci siamo, ve lo faccio vedere e chiudiamo qui la nostra motoavventura. Allora avventurieri, dopo aver percorso gli emozionanti sterrati della tappa VRC Sardegna Coiluna Loelle, siamo arrivati proprio al Nuraghe Loelle, lo vedete alle mie spalle, e ora, visto che ci siamo, lo visitiamo, così coniughiamo adrenalina con una storia. Ora facciamo un giro attorno a questo bellissimo monumento storico. Guardate, quello che mi sorprende innanzitutto è il modo in cui questi grossi blocchi granitici sono stati disposti in maniera ordinata. Poi si vede subito che si tratta di un nuraghe di tipo misto, presenta infatti delle caratteristiche comuni a entrambi i nuraghi, quelli a Tolos e quelli a corridoio. Come potete vedere, il nuraghe si compone di una torre centrale a cui si affianca un bastione di tipo trilobato. Ora entriamo proprio al suo interno da questa porta esposta a sud-est. Vediamo un po'. Vedete qui, a differenza di altri nuraghi, non c'è un cortile o subito una camera, ma una piccola nicchia sulla destra e poi una scala che ci conduce al piano superiore, che sfrutta la sua circonferenza. Guardate, stiamo salendo di quota. Qui c'è già un architrave che ci conduce a questa, vediamo cosa c'è tutto un perimetro, tutto un percorso attorno e ci conduce a questa grande nicchia. Qui probabilmente, ovviamente, era tutto chiuso, adesso è venuto giù tutto. Torniamo indietro, saliamo su. Vedete, qui ci sono alcune feritoie anche. Ora percorriamo l'ultima rampa di scale che ci porta invece proprio in cima. Vedete, qui c'è un primo terrazzamento. E questo è ciò che resta della torre centrale. Vedete, sono delle nicchie anche qui scoperte. Bellissimo il panorama tutto qua intorno. Qui di fronte, come potete vedere, ci sono dei ruderi di diverse capanne che testimoniano la presenza di un vero e proprio villaggio. Tra l'altro sono presenti anche due dolmen che ora non vado a cercare. Qui immerso tra questi boschi, dove l'unica voce a percepirsi è quella del vento, la mia mente non fa fatica ad immaginare la vita che si svolgeva qui di fronte 3500 anni fa in queste capanne.
avventurieri, anche questa nuova motoavventura intrisa di adrenalina e storia millenaria volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, un vostro commento a riguardo, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!